Esodo e controesodo sulle autostrade della regione nel ponte di Ferragosto, 3 le giornate da bollino rosso, mercoledì, venerdì e domenica, una da bollino nero, ovvero sabato 17 sulla 4 direzione Venezia, quando si avranno i primi veri rientri dalle ferie. Si inizia con domani, mercoledì 14, quando in base ai dati storici di Autostrade Alto Adriatico, il traffico sarà particolarmente intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, in particolare al pomeriggio. Saranno le ultime partenze prima di un Ferragosto che dovrebbe essere contrassegnato dai transiti dei soli pendolari del mare verso Grado, Lignano, ma anche l'Istria e la Dalmazia croata. Un primo assaggio di controesodo mixato al traffico degli utenti diretti verso le località di mare si avrà venerdì 16. Occhio quindi sull'autostrada 4 alla direttrice verso Venezia, quando al mattino e al pomeriggio potrebbero verificarsi code a tratti in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e nel tratto a 2 corsie Portogruaro-San Donà. Sabato 17 sarà giornata da bollino nero con un'attesa di volume di traffico che si potrebbe avvicinare alle 180.000 unità. In particolare sono attese 27.000 auto in ingresso alla barriera dell'Isert di rientro da Slovenia, Croazia ed est europeo e 14.000 in entrata alla barriera della A34 di Villesse alternativa alla 4. Infatti, qualora le code fossero eccessive, potrebbe scattare, come già successo negli anni scorsi, il protocollo transfrontaliero attuato dalla DARS, Autostrade Slovene, di comune accordo con Autostrade Alto Adriatico di indirizzamento del traffico tramite pannelli a messaggio variabile lungo l'itinerario alternativo per Gorizia. Il bollino nero accompagnerà l'intera giornata di sabato lungo la direttrice della A4 da Trieste a Venezia. Infine, domenica 18, ultima giornata per questo fine settimana da bollino rosso, sempre sulla 4 e sempre da Trieste a Venezia, con una stima di circa 170.000 transiti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 di giovedì 15 agosto e dalle 8 alle 16 di sabato 17 agosto, ma anche dalle 7 alle 22 di domenica 18. Tutte le informazioni su infoviaggiando.it.